Di tutto questo non si è parlato né in commissione né tantomeno in consiglio. Abbiamo appreso dalla stampa e dal vostro servizio che ci sarebbe questo interesse di questi imprenditori algerini e vorremmo capirne di più. I contatti con la cordata algerina ci sono stati, solo telefonici, ha precisato nei giorni scorsi il sindaco De Pellegrin, e se saranno forieri di novità per il Nevegal sono necessari approfondimenti sulla proposta di investimento che si aggirerebbe attorno ai 50 milioni di euro per la costruzione di una seggiovia lato trevigiano e di un albergo-ristorante nella zona della Faverghera. L'opposizione, che da mesi denuncia di essere tenuta all'oscuro sulle questioni più importanti che tengono il capoluogo, appresa la notizia dal nostro telegiornale, ha presentato un'interrogazione sottoscritta dai consiglieri Rasera Berna, Olivotto, Perale e Bavasso del gruppo Insieme per Belluno Bene Comune. In particolare il gruppo chiede di sapere come l'iniziativa possa in qualche modo interferire con il complesso bando di gara per la gestione degli impianti. Abbiamo visto delle determine pubblicate all'albo con degli aspetti appunto di cui non conosciamo i dettagli perché non abbiamo più saputo niente da parte dell'amministrazione comunale se non le risposte che abbiamo alle interrogazioni che abbiamo presentato in consiglio. Ci sono dei valori esposti in questo determine che ci lasciano un po' perplessi. Per ricucire la situazione, il luogo ideale dello scambio di informazioni sul Colle, in mancanza della FU Commissione Nevegal, basterebbe solo se si volesse, afferma Lucia Olivotto, avviare un dialogo in Commissione prima. Anche questa questione, la cordata algerina, questa questione dell'interessamento presso la Regione per l'ottenimento di ulteriori contributi, vorremmo capire come si intersecano all'interno di questo bando. Al momento resta l'impegno del primo cittadino di informare i consiglieri sull'eventuale evoluzione della proposta a tempo debito e se ve ne saranno le condizioni.